Eccola la primavera bellunese. A nemmeno una settimana dal cambio di stagione, ecco arrivare la neve che tanto si è fatta desiderare quest'inverno. 40 cm su Farzarego, 12 a Rabba, 5 a Cortina, dove questa mattina il paese si è risvegliato imbiancato. Niente di eccezionale per il clima dolomitico, ma una nevicata a 10 giorni dalle feste pasquali può essere un'ottima spinta per il settore turistico. È un fantastico regalo primaverile, è certamente un invito a sciare a Pasqua. Abbiamo neve fino a Pasqua e anche molto oltre, infatti gli impianti del Faloria chiuderanno il 3 di maggio ed è un invito a godere della fine di questa stagione invernale. Mentre la stagione sciistica in diversi comprensori è destinata a chiudersi nei giorni di Pasqua, nella Regina si continuerà a sciare almeno per tutto il mese di aprile. La neve non ha creato particolari disagi al traffico, mentre si è alzato il rischio valanghe, grado 3, marcato. L'improvviso colpo di coda dell'inverno garantirà successo anche a tutte le manifestazioni che andranno a chiudere la stagione 2014-2015 della Conca Ampezzana. Abbiamo un grande evento che è il freeride della Punta Nera, che è un evento sportivo di freeride, appunto sci fuori pista e anche di arrampicata sportiva, è alla 6ª edizione e abbiamo tutti gli impianti aperti, abbiamo appunto una neve fresca bellissima e abbiamo la possibilità, unica stazione del sistema Superski, di arrivare fino oltre la fine di aprile, quindi l'invito è a approfittarne.